Libreria giunti al punto alla Val di Chiana Village a Foiano. Adesso conoscerete Lucrezia che ha preparato una postazione fantastica. Lucrezia ha preparato un momento delizioso. C'è anche il regista. Adesso aspettiamo lei. Non possiamo girare un video lungo per le esposizioni al centro, però un video breve. Noi adesso siamo al Val di Chiana Designer Village a Foiano, quindi un nodo di incrocio tra Cortona, Montepulciano, Torrita, queste zone limitrofe. Anche Sinalunga è qui vicino. Comunque, breve attività di promozione mentre aspettiamo Lucrezia. Questo è un libro di poesia, l'ultimo libro di poesia che ho scritto, Enrico Pequod, si chiama Tutti i giorni un incantesimo. Breve attività di promozione. Lucrezia ha preso tanti libri, ce ne sono alcuni in libreria, altri sono qui, quindi chi viene dai posti limitrofi e vuole trovare il libro, non lo vuole reperire in biblioteca, può venire qui ad acquistarlo. Tutti i giorni un incantesimo, edito Pequod. È 169 pagine ed è una poesia amorosa, di stampo lirico. Il libro parla anche di 3 regine, si snoda intorno alla storia di 3 regine, la regina Persefone, Teodora che è un'imperatrice bizantina e la regina di Saba. Poi c'è un breve intervallo che ho dedicato al mio cane che è morto a gennaio, la mia cagnolina, che è un poema amoroso, scritto dalla mano di lui e scritto dalla mia mamma. Eccola là. Voilà. È Lucrezia che ha organizzato tutto. Sì, sto registrando perché Lucrezia, che cosa possiamo fare? Un brevissimo video. Assolutamente sì, per presentare il tuo libro, Tutti i giorni un incantesimo, anzi ringraziamo Sabatina per essere qua con No, noi per me è un oggi. onore, veramente è nato tutto per caso. Esatto, perché ci siamo incontrati in negozio per caso, quindi ti pongo subito qualche domanda. Sì, esatto, sperando che si sente questo telefono, perché ultimamente a Citona ha dato un po' i posti limitrofi di riferimento per questa libreria, perché non ce ne sono tanti dalle nostre parti, non sono parti Foiano della Chiana, Cortona, Montepulciano, quindi questi sono i centri storici anche più famosi, più turistici che potete anche visitare qua intorno, assolutamente sì. Comunque qui non è un luogo che pullula di librerie, perché sono piccoli borghi, quindi trovare una libreria in caso raro. Un'altra libreria mi sembra giunge appunto a Sinalunga. A Sinalunga, qua vicino, sì, esatto. Noi siamo dentro un centro commerciale outlet, diciamo, adesso si chiama Val di Chiana Designer Village, ma abbiamo proprio tanti negozi con prezzi scontati, mentre il nostro negozio di Sinalunga è più un negozio di catalogo, quindi ha meno scontati rispetto a noi, appunto di diciamo il catalogo, le uscite, eccetera. Quindi c'è una differenza, ma siamo sempre più del solito Sì, venite qui perché è una bellissima libreria, sì, molto ampia, c'è un flusso. Abbiamo tanti libri scontati, a buon prezzo, al 50%, al 70%. E allora c'è anche questo libro, bellissimo, ne ha prese tante copie, quindi venite qui a reperire. E vi fate appunto fermata Sì. da Sabatina. Allora, un attimo solo. Si sta registrando. Perfetto. Allora senti, ti faccio subito qualche domanda. Domanda ovvia, ma come ti è nata diciamo, l'idea di scrivere questo testo e qual è stata la tua fonte di ispirazione? Ok, non abbiamo programmato le domande perché lei sta lavorando giustamente e quindi non abbiamo avuto proprio modo di incontrare Non sarò cattiva. No, non è cattiva, anzi è molto preparata, pensa. Il punto è questo, che io ho scritto tanti libri di poesia e quindi questo segue l'evoluzione di quelli precedenti. Pequod è un medio editore, certo non si parla delle maggiori case editrici, però è un'ottima casa editrice, quindi si può anche piazzare nel panorama culturale. Ho scritto 9 libri di poesia, 9, quindi se si cerca il mio nome su Google
per chi non mi conosce basta cercare, per loro che già sono avvezzi alla mia persona, già hanno cercato, Sabatina Napolitano. Cosa ha mosso l'ispirazione di questo libro? Sicuramente l'ispirazione amorosa. Io sono una poeta d'amore. Veramente oggi se ne vedono tanti di poetesse d'amore, poete d'amore. Amore è una parola molto utilizzata a volte anche in modo improprio, perché è molto difficile scrivere poesie d'amore. Però io ho questo timbro, questa voce, questa vocazione poetica. Assolutamente, no, se leggete il libro vedrete molte rime anche molto carnali, quindi anche un amore bello carnale, secondo me, giusto? Sì, c'è anche l'erotismo, l'erotismo non volgare. No, non volgare, ecco, esatto, è molto passionale, ma non Comunque siamo poeti, ci deve essere una forma, cioè non è un discorso, secondo me, che stavo prendendo l'ispirazione, il discorso del fatto di infangare la propria immagine, della reputazione, non è un discorso di reputazione, è anche un discorso di saper fare, di saper vivere. È chiaro che se siamo esseri umani, è chiaro che quando tu sei innamorato eviti di essere volgare, l'amore è fuori dalle volgarità, perché quando tu vedi la persona che ami, una persona innamorata, non è più volgare, sì. Quando tu vedi la persona che ami è difficile che tu voglia che la persona soffra, cioè fare del bene è anche evitare il male agli altri, e l'amore anche erotico è una forma di fare del bene. Io se amo una persona non sono sadica che gli voglio fare del male, anzi lo voglio proteggere, lo voglio amare, e così anche lui con me. Quindi la volgarità in questo aspetto così bello, così alto, così sublime, un libro di poesia di questo genere non è contemplata. Non scadiamo in queste... No, assolutamente sono d'accordo, perché appunto le tue rime, ripeto, non sono assolutamente volgari, ma anzi molto, cioè traspare molto questo tuo voler trasmettere un amore molto intenso, appunto carnale e incondizionato. Perché poi è l'amore che proviamo tutto, cioè Speriamo, noi donne, si quando spera, siamo innamorate, esatto. è un tipo d'amore incondizionato. Esatto, ti faccio un'altra domanda. In alcuni parti del libro si alternano le reazioni in inglese, delle rime in inglese. Come mai questa scelta? C'è un motivo per cui hai scelto l'inglese anziché un'altra lingua? L'inglese perché è universale, parlando anche questo, grazie per questa domanda, questo è un libro di viaggi, è un libro in cui io definisco il sogno dell'Europa come il sogno della Fenice, però è un libro di viaggi che abbraccia il Cile, il Pakistan, Belgrado, varie città, anche di varie nazioni. Quindi essendo un libro di viaggio ho intervallato delle parti in inglese e proprio appunto perché ha un timbro universale. Ok, infatti è questa domanda che ti volevo fare. Esatto, proprio questa, che tu descrivi dei momenti ben precisi, in posti precisi, geografici anche molto lontani. Sono posti che tu hai visitato, che tu vuoi visitare, oppure sono posti su cui tu ti sei documentata e in cui hai viaggiato però con la fantasia e con la mente? Sono dei posti in cui io spesso faccio riferimento a delle visioni interiori, ma alcuni posti li ho visitati, per esempio cito il Montenegro. Esatto, molto ti volevo chiedere. Io ci sono stata in Montenegro e per me è stato un modo di rilevare la mia anima dopo più di 10 anni. E ho trovato anche nei musei, perché io ho questa forma di dialogo con i musei del mondo, dove alle volte scriviamo la storia insieme tramite segni, le simbologie poetiche. E quindi ho voluto anche menzionare il Montenegro come tutti i paesi della penisola balcanica, quindi sì, in particolare Sofia o comunque Varsavia, ci sono questi posti, c'è un anche perché comunque li ho sentiti, li ho vissuti dentro. Cos'è che ti è piaciuto di più, che è rimasto nel cuore? C'è una poesia molto bella che ho vissuto, ho scritto anche delle poesie di bambini nella casa, quindi ci sono dei posti di dolore e dei posti di amore. Nei posti di amore io ho tentato
tentato di parlare di quella che è la delusione dell'uomo, la crudeltà dell'uomo, e l'amore è una forma di vittoria contro la crudeltà. L'amore vince qualsiasi tipo di fede, perché con l'ansia che non ce la facciamo. Ok, Ripartiamo. allora, luoghi di amore come luoghi contro la brutalità, contro la crudeltà. Sì, ho questo ricordo molto piacevole della spiaggia in Montenegro, una spiaggia a Bar. Per me sì, questo è un ricordo amoroso che ho vissuto e ho voluto scrivere in questo Infatti mi hai libro. citato molto Montenegro. Sì, il Montenegro, sì, la Bulgaria, ma anche paesi dell'America, come California, dell'America della costa, insomma, californiana. E quindi a volte anche New York. Non ci sono stata in America, però ci sono stata con mamma. Quindi ho voluto imprimere queste emozioni, queste sensazioni. Non lo so, proveremo con Ulisse. Anche noi proviamo quell'immaginazione che leggere ci serve a questo. Stato in America? No, anche ci vado con l'immaginazione, faccio sempre quell'immaginazione. Però ci trovate sempre qua in libreria, Sì. assolutamente. E poi un'altra domanda che volevo fare: come hai scelto le diciamo, figure femminili che sono nella seconda parte del libro? Tipo la regina di Saba, Ok, la regina di Saba, perché è una ricerca che ho fatto da diversi anni proprio l'etimologia sabatina, quindi sono andata a ritrovare questi documenti, ho letto dei libri accademici sulla regina di Saba, questa regina etiope che viene addirittura venerata insomma, nei paesi africani, quindi l'Etiopia, anche parti dello Yemen, molte persone venerano ancora questa regina di Saba, che fa parte della mitologia, però è anche una regina insomma, citata nella Bibbia. La regina di Saba, che è partita alla volta alla ricerca di Salomone. E quindi però io in questo libro ne ho fatto una rilettura che ha anche un po' del teatrale, questo è proprio anche adattabile al teatro se uno volesse. Non l'ho mai letta in pubblico, forse in futuro ci saranno occasioni, infatti grazie a questa domanda. C'è un coro, le parole della regina, comunque si parla, io mi rendo conto, probabilmente non lo potrei dire io, però si parla di letteratura, quindi si va a sì, molto. La cosa che mi piace appunto del tuo libro è che si alternano parti, appunto, in cui ci sono rime e versi di amore, a ultimamente una parte in cui si affronta anche un tema un pochino meno, diciamo, felice, che è quello del lutto, Sì. alla parte in cui invece c'è proprio dietro anche un grandissimo studio che è la parte storica. Sì. Quindi hai messo un po'. C'è anche la parte sui diritti civili. Esatto, l'ultima parte Sui diritti civili, a cui tengo molto perché sono cose che stiamo vivendo adesso. In particolare io colgo l'occasione, perché io poi ho questa vena attivista, allora colgo l'occasione anche per ricordare che il mondo sta bruciando di nuovo. Ora hanno la scusa che bruciano i gattini, le code dei gattini li mandano a bruciare tutto, ma al di là la prima cosa che ho scritto nei diritti civili è questa. Una parola intorno alle terre che bruciano ogni estate. Noi non ci rendiamo conto, ma la terra sta bruciando. La terra sta bruciando e gli animali che muoiono in questi incendi hanno dei numeri impressionanti. Sì, questo è un libro comunque che ha non tanta rabbia, ma ha tanta ostinazione nella difesa dei diritti umani. Volevo anche citare questa cosa che è accaduta a Bangkok. Essendo io insegnante, ultimamente mi sto avvicinando alla cultura thailandese e tutti quanti ne stanno parlando, è diventato virale, il fatto, penso che l'hai saputo, no? È entrato sulla bocca di tutti. Questo gruppo di studenti siciliano è andata a Bangkok e una signora ha ripreso nella metropolitana il fatto che questi ragazzi stavano dando fastidio, poi senza rispetto della cultura altra, perché deve essere un'informazione quando vai nel mio paese, una cultura altra, una cultura più basata sulla gentilezza, su modi di vivere la religione diversi dai nostri, di rispetto. Ovviamente i ragazzi sono comportati male, peggio ancora quando sono stati ritornati, anche l'insegnante ha risposto male.
il valore educativo. Perché fare una cosa del genere in una libreria? Perché esistono spiriti come quello di Lucrezia mossi a coinvolgere, nonostante le regole, mossi a coinvolgere le persone a venire in libreria, a comprare libri e soprattutto a comprare libri di poesia, perché la poesia è anche un mezzo educativo, un mezzo pedagogico, e noi ne parliamo che la poesia ancora deve essere acetona. Abbiamo parlato del fatto che la poesia deve essere ancora insegnata come ai vecchi tempi nelle scuole, no? Imparare una poesia a memoria, sì, comunque impedisce ai ragazzi di dirigersi e avere per orizzonte i rapper con la vita facile, con i soldi facili. Quindi la poesia spiega il sacrificio che viene dalla lettura, perché è una forma, sì, poi bisogna parafrasarla, è una forma codificata che cerca impegno per comprenderla. Però è anche tanto bella la poesia, una forma d'arte grandissima, e a volte io la sento molto più vicina alla musica classica, Liszt, Beethoven, Chopin, Bach, però è anche vicina al pop la poesia, quindi è un metodo educativo, e magari se questi professori che hanno portato questi ragazzi a Bangkok in Thailandia avessero provato a spiegare un po' più la gentilezza che deriva dalla poesia, non dico di leggere una mia poesia, ma di leggere una poesia in generale, la cultura e l'amore per la poesia, magari ci avrebbero evitato la figuraccia che abbiamo fatto in Thailandia. Esatto, però può essere magari un punto di mix per una rivoluzione, per chi sta attento appunto a fare tempi, perché sei insegnante, quindi puoi aiutarci quei ragazzi. Poi ragazzi. Quando tu hai questa vocazione anche da insegnante, li vedi i ragazzi, perché quella metropolitana a Bangkok è anche la nostra metropolitana. Noi qua non abbiamo metropolitana, ma io a Napoli ho vissuto metropolitane continuamente. Nei posti dove esistono queste metropoli, questa cultura underground, questo modo di fare, questo gesticolare, con i ragazzi non l'hanno mai fatto, perché qua fortunatamente i ragazzi sono molto ragazzi di borgo, quindi sono i ragazzi della contrada, sono ragazzi buoni, con altri tipi di problematiche magari, però sono ragazzi che non hanno la gestualità tipo dell'R&B, dell'underground, del rapper. Poi dietro questo c'è ovviamente una subcultura che la scuola deve evitare, insomma, perché come con la digitalizzazione nel mondo dove viviamo è chiaramente più appropriato fare parte del mondo. Quindi la Thailandia alla fine è come se la dovessimo pensare dietro l'angolo, ci sono 5 ore di differenza, ma è davvero dietro l'angolo. Dobbiamo imparare che tutte le culture fanno parte della nostra, ad aprirci a diverse culture, ad aprirci a diverse tolleranze, a diverse religioni. Con la conoscenza, certo, la conoscenza è anche fonte di raffinatezza dell'anima, gli animi raffinati. Questo ragazzo che si è votato così bruscamente, così rozzo, così deve comprendere che non deve comprendere, perché la parola sbagliata è il dovere di questi ragazzi. I ragazzi vanno educati, il modello positivo, non io dico in questo caso noi perché siamo dall'altra parte dello schermo, siamo con i libri in mano, però un modello positivo è quel modello che inconsciamente ti spinge a emularlo. L'educazione avviene per dei motivi inconsci. Se il ragazzo respira crudeltà, respira bruttezza, emula crudeltà e bruttezza, il ragazzo in sé, non questi ragazzi in Thailandia. Quindi la poesia è anche un mezzo educativo, un mezzo pedagogico, un mezzo per istruire i ragazzi. Certo, l'insegnante deve anche incentivarli al pensiero critico, anche soprattutto con questi media, capire dove sta il criterio di... Ora nell'enciclica il Papa ha parlato dell'intelligenza artificiale, però comunque tutti i social, anche questo che stiamo utilizzando, sono fatti da balletti, fatti di intelligenza artificiale. La criticità. Quindi ancora di più adesso con magari queste nuove con una Silvia. Anche questa volta si sta chiudendo. Ok, terza parte.
Allora, volevo chiederti se puoi leggerci Sì, una piccola parte a cui sei più affezionata. ok, allora ho il mio Perfetto. No, io di solito È solo questo di fare insieme? non leggo quelli nuovi? in pubblico, non leggo le poesie un po' più intime, però in questo caso ho fatto una cernita di alcune che già ho letto in È uguale, generale. Allora, ci siamo, non finito da dire. Poco, aspetta la zia. Non ti muove troppo. No, dopo facciamo vedere. Noi ascoltiamo volentieri. Diciamo, questa è una mia curiosità da lettrice. Sì, grazie. Aspetta la zia. Per me è una bellissima occasione questo evento. Arrivo, Sì, ci sto vivendo in questa libreria perché le persone scorrono dai libri, noi stiamo parlando, stiamo attivando l'attenzione, sì, è bello. Arrivi anche questa. Venite qui a Fogliano è fatto da una Ma puoi parte trovarla storica te, e una col parte nome? più commerciale. Rosaria Io sono Mazzaroni, stata a faccio la Fogliano, la parte storica e ho Verso il conosciuto sì, poi loro fanno il carnevale di Fogliano, sono molto famosi per il carnevale. Carnevale di Fogliano. E io ho conosciuto Andrea Dimini, sì, amore. grande amico di Giovanotti, che tra l'altro abita a Fortuna. E Ora Andrea scusa, Dimini con lui è stato il ho paura che lui mi casca dal diciamo, passeggino. adesso sta per posizione. Sì, comunque grazie a Lucrezia sto conoscendo tutte queste persone mi danno veramente una grande occasione. Allora, se Vedi che dovessi sei tutto- scegliere cosa volete, se dovessi vedere tutto Grazie. e sentire tutto come tutti i ghiacci per definire il nostro un corpo di baci e tenerezza. Mi tuffo nel castello della nostra anima, mi guardi leggendo l'ignoto, il giardiniere dell'anima e del tempo. Tocchi di me ogni cosa che è tua, tuffati in me, raccogliti, tuffata in te come nelle cose che non tornano più e in quelle che potranno tornare. Vivo nelle pause tra i tuoi baci e ogni giorno un'eclissi ci innamora. Tra me e te c'è solo l'universo, tu sei tutto l'universo che vibra per me e siamo in eclissi, un evento straordinario che accade ogni volta, perché non sono una cosa mia, non appartengo a me, faccio parte della tua libertà ed essendo parte della tua libertà ho perso la mia. Se anche questo testimonia il valore umano, la mia anima nello sguardo di un truffatore, nel castello di un truffatore, dolore masticato in passi così profondi come piombo. Tutto mi dice come sei, ogni cosa mi dice chi sei, non solo la natura delle cose, non solo la natura nuda. Sei tu che dici chi sei attraverso la mia pelle. Celebrare il miracolo della rinascita nel desiderio costante della maternità, gridare e sentirsi stranamente felici di vivere, una perenne primavera che nasconde il servizio, esistere scrivendo con così tanta umanità che persino gli alunni diventano figli e amici, il forte castello dei diritti umani, la roccia su cui è costruito il senso, tutto quello che succede tra noi, allo spazio dell'universo, ma a te non basta. All'amore. Sì. Infatti sono Sì, l'ho evidenziato perché sono anche delle più licenziose, comunque è un poema amoroso, quindi l'amore come fonte anche di conoscenza proprio della propria interiorità, il proprio motivo interiore, il moto interiore. Quindi è un libro d'amore frutto di tanti anni di lettura, di meditazione. Non è facile cercare di ricamare i versi così. Sembra facile, però poi impiegato, quando è che hai iniziato? per questo libro 4 anni. 4 anni, tra l'altro io l'avevo già anticipato nei motivi sui social, quindi tante altre persone hanno potuto richiamare, hanno potuto copiare le idee, però non l'hanno fatto manco bene perché io ho una concezione di Lucrezia che probabilmente è una concezione politica, laica, però comunque ognuno sta in una propria mattonella, in un proprio destino. Ecco, io ho citato la regina di Saba perché è una cosa che appartiene a me. Tutti i giorni l'incantesimo perché mi chiamo Sabatina, con giorno della settimana. Io penso che il nostro cammino è direzionato già da quello che abbiamo noi, non abbiamo bisogno di rubare agli altri. Sì, se io vivo nella mia corsia e tu vivi nella tua, non ho bisogno di speronarti, non avrebbe senso. Quindi il mio motivo interiore è anche quello di evitare la sete di successo, di rivalsa, quella cattiveria che ti viene, non lo so,
vedo Indiana. non mi permetto di dire invidia, però quella cattiveria, il modo interiore della cattiveria, l'imprimersi della cattiveria, io non ce l'ho quella sede di razza, deve essere messo, ho aspettato 4 anni e il libro è capitato il 29 aprile, il giorno di Santa Caterina, perché io ho una fortissima fede. E il libro anche cumula di questa fede che io ho nella vita, amore, fede, speranza, però anche atti umani. Dobbiamo agire da laici e sentire da credenti. Agire da laici, cioè fare, attivarsi, fare qualcosa, però sentire sempre da credenti perché c'è sempre lui che ci ama. Fa molto piacere. Posso abbracciarti? Certo. È stato bellissimo stare qui. Grazie a te. Allora guarderemo venite questo qua momento. a leggere anche voi tutti i giorni. Venite a comprare qui il libro Vi aspettiamo. a Foiano. E ringraziamo tantissimo Sabatina. No, non vuoi fare delle grandi Cecilia. Abbiamo anche la nostra collega Sabrina Falata. Eccola qua. Al nostro staff. Grazie. Grazie a te Sabatina. Allora, una bellissima iniziativa che fa parte di tutte le librerie giunte al punto. Questi libri vengono donati agli ospedali della zona. In questo caso noi abbiamo Nottera, abbiamo Siena, Messina. Dal 1 agosto fino al 30 agosto potete acquistare uno dei nostri libri presenti nello spunto vendita, sia quelli scontati che non, poi sarà nostra cura metterli negli scatoloni e portarli in reparto, nei reparti di pediatria con cui abbiamo appunto gli accordi. Così ogni bambino che è appunto in reparto potrà non solo sfogliare un libro, ma anche praticamente leggere la dedica che ognuno di voi potrà appunto applicare con adesivo qua nei libri. Sabatina oggi ci aiuta in questa iniziativa. Veramente una bellissima iniziativa. Io poi ho fatto un libro volontariato nell'ospedale, l'avvio. È un libro fatto sempre felicità. Sì, soprattutto il pensiero, andare lì, regalare questi bimbi che stanno all'ospedale, veramente hanno tanto bisogno delle nostre attenzioni. È una bellissima iniziativa di cui siamo molto orgogliosi, quindi aiutateci a crescere, regalaci un libro.